I palazzi del Canalazzo con Alberto Toso Fei. Oggi vediamo una serie di case di K, ma che in realtà doveva essere solo una. K del Duca. K del Duca, qua in quest'angolo, no, si vede questo bugnato pazzesco che dà l'idea di che tipo di palazzo dovesse sorgere. Pensa che il salone da ballo, noi abbiamo il progetto, doveva essere più di 55 metri, come la sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Viene progettato nel 1461 dalla famiglia Corner. Nel 63 Marco Corner, il papà di Caterina, regina di Cipro, lo cede a Francesco Sforza, il duca di Milano. Ecco il nome. Ma i rapporti tra la Serenissima e il Ducato di Milano presto si deteriorano. La Repubblica ha il timore che Francesco Sforza si stia costruendo una fortezza all'interno, nel cuore della Serenissima, e glielo sequestra. Il palazzo non verrà mai terminato, come è evidente. Tra le curiosità possiamo aggiungere che nel 1514 Tiziano Vecellio vi mette proprio il proprio studio. Storia incredibile. E per altri palazzi, anzi K, continuate a seguirmi.